Presidente Serracchiani, oggi la consegna del Palazzo di Via Carducci dopo il lavoro di ristrutturazione, lei ha parlato di centralità, dignità e un posto di lavoro adeguato per i dipendenti regionali che verranno qui. Sì, è stato veramente un lavoro importante, faticoso, che però è servito intanto a recuperare un bellissimo palazzo al centro di Trieste, a darlo nella disponibilità dei dipendenti regionali, e io devo ringraziarli perché oggettivamente hanno finora lavorato in condizioni che non erano propriamente dignitose. Lo stabile in cui lavoravano ha bisogno di interventi, di manutenzione costante. Insomma, qui abbiamo delle stanze funzionali, luminose, dove davvero abbiamo recuperato anche una dignità delle istituzioni. E dall'altra parte c'è anche la capacità che abbiamo avuto di fare un piano sedi che ci permette di accorpare le sedi, di risparmiare, di recuperare senza consumare suolo e di ridare anche centralità alle istituzioni e soprattutto di ridare alla città di Trieste, ma direi a tutta la regione, una bellezza come questo palazzo che viceversa era stato abbandonato da tempo. Dall'altra parte credo che sia anche importante considerare che rispetto alle nostre istituzioni noi abbiamo sicuramente l'esigenza non solo di maggiore funzionalità, ma di quella centralità che serve anche a ritrovare un rapporto con i cittadini. Assessore Santoro, oggi la riconsegna del Palazzo della Regione in Via Carducci dopo importanti lavori di ristrutturazione, dei lavori che la Regione ha gestito direttamente. Sì, come assessorato infrastrutture abbiamo sentito una sorta di dovere morale di restituire alla città e all'istituzione regione questo importante edificio di proprietà regionale che tanta storia conserva all'interno delle sue stanze. Per questo la direttrice Magda Uliana, il RUP Marco Padrini e il direttore dei lavori Claudio Degano sono tutte persone fondamentali della direzione infrastrutture e che appunto hanno diretto, direi mirabilmente, questa operazione che in tempi brevi, perché sostanzialmente in meno di 2 anni, ma è un lavoro molto complesso. Questo è un restauro che ha visto ad esempio il rifacimento di tutti i controsoffitti, con il rifacimento di tutti i fregi, insieme alla sovrintendenza, all'adeguamento tecnologico di tutti gli impianti, lavori piuttosto quindi pesanti, che sono stati fatti in un tempo breve proprio perché tutti avevamo la consapevolezza di quanto importante e simbolico fosse riaprire le finestre di questo palazzo, ed è evidente che sono doppiamente soddisfatta da un lato per questo ruolo attivo che la Regione ha saputo ricoprire, ma anche perché i dipendenti della direzione infrastrutture e direzione ambiente potranno trascorrere le loro ore lavorative in un contesto migliore rispetto a quello di Via Giulia, che ormai ha bisogno di manutenzioni e di, diciamo così, rifacimenti tali da rendere l'ambiente lavorativo più consono rispetto appunto al passaggio della giornata intera dentro le mura. Sì, è stato veramente